Capitano Agnelli, ci hai preso gusto ormai con i gol in questo finale di stagione? Sì, però purtroppo arrivano sempre con una sconfitta, quindi non mi piace tanto. Mi piace aver segnato a Foggia, mi piace aver segnato in questa partita che si proiettava comunque in una bella festa, poi purtroppo è stata rovinata dal risultato e quindi ci dispiace molto. È stato decisivo secondo te l'episodio del rigore dell'espulsione, perché in realtà il rigore poi è stato pagato? Beh, sicuramente è chiaro, avere un uomo in più, per lo più Narciso in campo fa la differenza, però questo insomma non ci deve distogliere da quelli che comunque anche in 10 si può vincere la partita e si può portare a casa il risultato, per lo più se comunque avevamo un vantaggio di 2-0, per cui siamo stati solo non bravi a portare a casa il risultato, per cui la responsabilità è nostra, ce ne assumiamo piena responsabilità affinché possiamo chiudere il campionato comunque in bellezza anche con la partita di Chieti. Quanta amarezza c'è per quel coro finale venduti dalla tribuna? Beh, che ti devo dire, tanta, però è stato bello vedere le curve, comunque ringraziarci, elogiarci fino alla fine, quindi ci prendiamo quella parte buona di questa città, perché sono convinto che loro non ci abbandoneranno mai, per cui insomma ricarichiamoci le batterie con le due curve che sono state veramente fantastiche e mi auguro che realmente, come dicevo prima, possiamo chiudere il campionato con una bella vittoria.